approvvigionamento? I canali di approvvigionamento erano, perlomeno per quanto riguarda i primi due canali principali, assolutamente espressione del clan mafioso Cappello Buonaccorsi. Aspetto che è fortemente sintomatico del controllo storicamente esercitato in via esclusiva dalla predetta organizzazione mafiosa in questa zona ben delimitata del quartiere San Cristoforo, storicamente chiamata Loco. Il primo canale era rappresentato ed era chiaramente un obbligo per i capipiazza di rifornirsi almeno in parte di sostanze stupefacenti, in particolare del tipo cocaina, da questi canali del clan. Il primo era rappresentato da uno dei gruppi, in particolare uno dei gruppi di vertice, in cui si è scompaginato in quella fase, proprio la fase dell'indagine, il clan Cappello Buonaccorsi a seguito del duplice omicidio del 8 agosto 2020 nel quartiere Librino, ed era rappresentato appunto da soggetti oggi colpiti da ordinanze di custodia cautelare per associazione di tipo mafioso, ovvero sia Ferrara Rocco e di Stefano Giovanni Agatino, soggetti di vertice e anche per ragioni chiaramente di parentela con gli storici vertici del clan. Il secondo canale era proprio rappresentato da quella che è tradizionalmente un gruppo del clan Cappello Buonaccorsi che si è sempre occupato del controllo delle piazze di spaccio nel quartiere San Cristoforo ed in particolare sia nella zona del Locu, oppure ricorderete in passato anche l'operazione Colomba che colpiva pesantemente il sistema criminale del traffico di sostanze stupefacenti del clan, ed è rappresentato pertanto dal gruppo Crisafulli, in particolare ormai retto da soggetti di vertice come appunto i Querulo. L'ultimo canale era esterno al clan, dato che comunque l'organizzazione criminale non riusciva a coprire tutto il fabbisogno di sostanze stupefacenti del tipo cocaina delle piazze di spaccio, perché l'afflusso di acquirenti e il giro di droga era veramente enorme e incontrastato da, mi permetto di dire, troppi anni, ed era rappresentato appunto da Di Grazia Giovanni Orazio, che è un soggetto invece espressione di altra compagine criminale operante in particolare nel quartiere di Canello.